Casugno, benvenuti alla televendita Cose di casa tua. Oggi tantissime offerte nuove. Semi meghi tutti, semi number one. E io sono Gianni. Lo sappiamo. Chi Stiamo sono. parlando della televendita. Se il bonifico è immediato. Un pacco è assicurato. Non si dice. Però facciamo lo spettacolino allora, va bene? Non è il momento. No. Stiamo facendo una La recita neanche. Anzi, le linee sono aperte, come vedete il numero in sovraimpressione, chiamate quando volete. Non riattaccare per favore, ho bisogno di parlare con Ti devo dire qualche cosa, vuoi detto? Pronto, chi c'è in linea? Buonasera, sono la signora Cirrincione del piano di sopra. Ha 6 mesi che siete attaccati al mio contatore. Mi avevate promesso che facevamo metalluno con la luce, invece niente. Acetto signora, abbiamo deciso di fare metalluno. Noi consumiamo la luce e lei paga. Più divisione giusta di questa non mi sento. No, però non ho capito, ma che cosa vuole? che cosa vuole? Che cosa vuole? C'è che? Tranquillo, se me le poppetto ne paga pure l'acqua. Bravo Gianni! Faccio lo spettacolo. No. Spettacolo dopo. Signori, solo per oggi. Alla modica cifra di 99,9 centesimi e portatevi il resto perché noi spicciolo non abbiamo. E non ci stiamo guadagnando niente, signore. Niente, regalato. Proprio che cosa abbiamo, Piero Denzi? E allora oggi abbiamo la mitica e stampante Luxury, così capiccio. Signori, siete muro con ospedale che manco gli potete comprare il gelato a vostro figlio? Ma quella è panna per me, per favore. È un Una esempio, coppetta, è un esempio, la sa usare. Avete un fisco che vi sta pure a casa perché volete se volete scappare dall'Italia? Io per questo non ci sono mai a casa. Ma non ci interessa, fallo finire. Oggi non siamo qui per vendere ma per regalare, signori, la stampante Luxury. E che cosa fa questa stampante? Questa stampante stampa tutte cose. Ci hanno fatto pure la canzone. Ti sei ba 20 euro. Dai stampa. E bem! Ti sei bu passaporto. Tu stampa. Ma è fasullo. Stampa. Io pure l'ho usata la stampante, sì. Sì, perché Ci cosa? ho fatto la laurea, mi sono fatto 2 lauree. Che laurea? Una l'ho fatta in ingegneria e una invece l'ho fatta per fare il dottore. Che tipo di dottore? Il ginecologo. Vabbè, Stampante Stampante Luxury! Ma non ti vuoi più. Stampata laurea, facoltà, dai, scegli tu. Bravo Piero Denzi! Spettacolo! Vabbè, te lo faccio lo spettacolo alla recita e faccio questo. Ah! Cos'è questa cosa? Mi hanno dato prima per fare il teatro qua. Ma che ce non ne mi frega? piace, non mi piace. Ma Faccio lo l'altra cosa faccio. Oh Romeo, perché sei tu Romeo? Potevi essere Gianni, che è più Ma facile. che più c'è? bello Stiamo Gianni, facendo no? una televendita! Sì, Vado a finire, sì, Gianni! no, Oh! Che cosa abbiamo in omaggio oggi, Piero Denzi? Oggi, solo per oggi, signori, 2 bellissime fede nuziali in oro dal peso di 12 grammi. Calde! Caldissime, con Bello, scritto all'interno Nancy e Brian. Signori, che se vi chiamate così va benissimo, altrimenti fottetevi, tante scritte di non sapere. Bravo Piero Denzi! Io sono Gianni, io sono Gianni. E c'è Fedez. Fede, no! Ma no. buona tu, signori, chiamate quando volete! Quella, Attenzione, quella. abbiamo la prima chiamata! Pronto, chi c'è dall'altra parte? Buonasera, sono Brian. Che coincidenza, Brian, preciso. Ti sei aggiudicato l'intero pacchetto! Veramente chiamavo solo per le fedi. Ah, quindi sei sposato? Certo. E con chi? Con Nancy. È coincidenza incredibile, perfetto. Allucinante! Le fedi sono nostre. Come? Certo, avete chiamato, le fedi sono vostre! No, le fedi sono nostre nel senso che hanno i grattexi voi stamattina da per un Signori, pico. abbiamo finito con le offerte e scappottiamo per la cannelletta di mani a te. Chiamate, alzate la cornetta! Oh, Pacco, ma aspetta, Ciao! Alla prossima, alla prossima!